Nel 2010 furono 235 i comuni veneti alluvionati. Da allora sono state portate a termine 925 opere, fra grandi e piccole, a tutela del territorio. Una delle realizzazioni ritenute fondamentali per ridurre il rischio idrogeologico è la cassa di espansione di Caldogno, che metterà in sicurezza la stessa città di Vicenza. Stamane il presidente della regione Luca Zaia in visita al cantiere. È l'occasione per vedere le macchine all'opera, 60 persone al giorno, una cassa di espansione che avevamo promesso e che sarà ultimata per fine 2015. Già ad agosto avremo la prima parte che sarà oltretutto in funzione. Un appalto da 40 milioni di euro, ricorda il presidente Zaia, un cantiere che chiuderà secondo programma entro la fine del 2015 e questo nonostante una normativa obsoleta. Poteri esclusivi, poteri che ci permettano di incidere e meno complicazioni. Se partiamo dal presupposto che il controllo deve essere fatto sull'onestà, ci fermiamo lì. Verificata l'onestà e la legalità, poi bisogna però avere delle corsie preferenziali. Non possiamo accettare che passa uno in bicicletta per strada, si inventa un ricorso al TAR che non costa nulla e blocca un'opera ad esempio come questa da 40 milioni di euro. Anche il nuovo presidente della provincia di Vicenza Variati è d'accordo. Dal 2010 è passato troppo tempo e i cittadini, le loro case e le loro imprese restano comunque a rischio. Le leggi cambino, che vengano dati maggiori poteri a dei commissari anche ad acta che rispondano poi davanti ai cittadini della loro piena onestà, ma che avviino con maggiore vigore, con maggiore sveltezza ciò che serve al nostro territorio e alle nostre comunità.